Mi chiamo Giacomino Oggiano, Giacomino di nome e Oggiano di cognome. Da 70 anni vivo a Santa Maria e ne ho 73. Questi 3 anni di differenza sono dovuti al fatto che babbo mio era finanziere e mamma casalinga. Quindi per motivi di servizio si è trasferito, era in quel momento in Toscana ed io sono nato a Empoli. All'età di 3 anni siamo rientrati a Santa Maria. E da tanto sono a Santa Maria, quindi ho fatto la scuola a Santa Maria, quando sono andati a scuola in un'aula unica dove facevano 5 classi, gli alunni erano 3, 4, 5, e la scuola era ubicata in una specie di casa diroccata, perché erano in 2 stanze. Era sempre una specie di bidella, l'insegnante chiaramente unica, e ho conseguito la quinta elementare a Santa Maria. Dopodiché, con il passare degli anni, in famiglia avevamo un negozio di generi alimentari e affine, a questi tempi si trattava un po' di tutto, quindi sono cresciuto in negozio, unitamente a 2 altri miei fratelli, uno dei quali già molto hanno passato. Un fratello che in un certo qual modo a Santa Maria è rappresentata anche un'indicazione, perché noi appartenimmo all'origine di Santa Maria, nasce con frazione di Seteni. Seteni era il comune capoluogo e la frazione di Santa Maria, Valle Codarruina, attualmente chiamata Valle Doria, e la Molise La Ciaccia. Come interveniva tanto le elezioni? Lo sindaco di Seteni era lo sindaco di tutto, di Seteni, di Santa Maria, di Valle Doria, però una legge elettorale studiata a questi tempi costituiva una certa autonomia per le frazioni, tanto che noi partecipavamo a un'elezione di 3 consiglieri, 3 di maggioranza e 1 di minoranza in comune. Lui veniva eletto sul papiro, in sostanza funzionava da sindaco, pur essendo era l'assessore del comune di Seteni, con delega a Santa Maria o a Valle Doria o a Codarruina, e quindi lo chiamavano sindaco sia in Valle Doria che in Santa Maria. Il fratello più umano, che si chiamava Nina, che molto hanno passato, ha fatto questa prima esperienza come sindaco delegato per Santa Maria. In anni difficili, se voi vedete, mi pare del 55-56, chissà anni là, e partecipa alle sedute del Consiglio Comunale di Seteni. E quindi in un certo qual modo appartengo a una famiglia che in un certo qual modo è stata sempre in prima fila di livello umano di Santa Maria. E poi nel 1956 ha partecipato alle elezioni provinciali, è stato eletto, ed è stato eletto per 2 volte, quindi ha fatto parte pure primo consigliere della Bassa Valle, primo consigliere cucineso, ma in sostanza di tutta la Bassa Valle presente nella provincia di Sassari, perché non era successo mai prima. E successivamente ha tornato un po' più per me dell'origine, quindi essendo io a Santa Maria dal 39-40, l'anno che sono arrivato, Santa Maria era una borgata di 200-300 persone, non di più, non c'era nulla, poi è stato costruito un riferimento comunale, 2 stanze che hanno fatto il comune, poi altre 2 stanze che hanno rappresentato l'ambulatorio comunale. Sono i primi inizi di un cambiamento di volta. In un passato Santa Maria, nel 1936, ha avuto un'opera pubblica interessantissima quale l'Argine. Se voi siete tenuti e visto quest'Argine che apparentemente si divide da Fidalma, prima della costruzione di quest'Argine, Santa Maria era una palude. Quando pioveva, quando scene di piena, il rio si ingrossava e faceva la piena, e Santa Maria era quasi allagata, perché lei arrivava sotto le case, così ancora con la ruina. Quindi nel 1936 la costruzione dell'Argine ha determinato l'argine protettivo di Santa Maria e del riflesso di Valle Doria, perché arriva fin giù, è stata un'opera consistente che ha consentito a Santa Maria di stare più tranquilla sotto questo aspetto. Poi Santa Maria ha tanti privilegi, a questi tempi avete inteso varietà di Casteldoria. Casteldoria è una storia lunga da raccontare. Casteldoria è chiuso da 20 anni, ma diciamo che 50 anni che non faccio il riferimento. I riferimenti positivi di Casteldoria
So nell'anteguerra e il primo dopoguerra, come avveniva a Casteldore. Casteldore apria 3 mesi l'anno, apria da maggio a settembre. E i bagni si facevano in cabini che costruivano all'occorrenza in legno, nella spiaggia di fronte all'attuale Casteldore, facevano questi dezzi cabini e facevano i bagni di vango, i bagni di sabbia. Qual è il vantaggio di Casteldore? Forse è rimasto unico. Casteldore ha l'ea calda. Chi sta l'ea calda, la leggenda, tutto quello che si dice, sarebbe un vulcano spento, un vulcano sotterrato. Sta di fatto che in chi sta calda, se voi lampete un uovo, questo uovo in pochi secondi. Se voi andate tutt'oggi, vedete chi sto fumando. Questo fumare è una cosa un po' insolita e si dice che i benefici sia dei fanghi della rena, di la sabbia, siano molto più benefici rispetto ad altri paragoni. Però il periodo di maggior prosperità di Casteldore si è verificato negli anni anteguerra e subito dopo dopoguerra. Dopoguerra c'era lo spettro della fame. Casteldore faceva i bagni e da questi tempi in affitto la gestione del ristorante. E la gestione del ristorante una nota ristoratrice sassarese, si chiama signora Nina Pinna. In Sassari, in via Canoppola, era un ristorante familiare e Kinzi era un di cui. Però a questi tempi, quando si era nuda, era un problema mangiare. La Sassari, la gente che sta a becca di Nadi Spindì, veniva a Casteldore, non tanto per Casteldore, quanto per poter mangiare una signora Nina. Ed è un vero stile, un momento che io li procacciavo gli anini, i polli, no? Polli nostrani, li comparà e andassi a consegnare alla signora Nina che mi retribuiva la stessa frutta, la frutta locale di questi tempi. Figa, pessico, lo che in sostanza c'era in cucina a questi tempi. E la gente era soddisfatta di questa forma di ristorante, un poco genuino e soprattutto sagatare di mangiare, perché a Sassari non sagatare di mangiare. E questo è stato il momento più bello di Casteldore. Questi dezzi cabini, facevano magari 20 malati per turno, si distinguevano in 2 categorie, i ricchi e i poveri, cioè quelli che pagani, e una percentuale, pare, ogni 2 che pagano venire uno gratis, e erano pure alloggi differenziati fra l'alloggio di chi pagava e questi 6 stanziette che funzionavano da alloggio dei poveri, così chiamati. E questo è stato il momento clou di Casteldore, poi è stato rinnovato lo stabilimento, apparentemente potenziato, sono passati da Inti a 40, a 60 bagnanti per volta, fino allo declino di 20 anni fa, che è stato chiuso con la speranza di essere rinnovato in tempi brevi, i tempi sono allungati, siamo il 2008 è tuttora chiuso. Quindi Casteldore, che era sempre un riferimento di cucina, e a già pure sbagliati, perché noi ci cantiamo, Casteldore non appartiene a noi, Casteldore è della provincia di Sassari. È uno statuto, giusto o sbagliato che sia, che concede la stessa regione, data l'autonomia a Casteldore. Per esempio, lo spazio dell'attuale stabilimento appartiene a Casteldore. Il comune di Santa Maria inizia a 300 metri poi. Il discorso si può allungare, sono deficienze amministrative. Per esempio, io sono un sostenitore, quando si vede a Casteldore, dico, ma lascia troppo al dì. Perché noi è nostro, noi vediamo, quando si vede Casteldore si vede di un bene proprio, che invece non è. Casteldore appartiene alla provincia, se una cosa non ti appartiene, noi te fatti in livello, Casteldore non è tua. Quindi noi abbiamo più possibilità, deficienze di varie amministrazioni comunali. Io ho partecipato ancora a una candidatura a sindaco di Santa Maria, non sono stato eletto, e il programma mio che ha stabilito di creare un'area, un piano di fabbricazione con indicazione termale, perché se noi andiamo a vedere la stessa calda che va in Casteldore, la cattiamo attraversando Santa Maria fino a arrivare in fondo a Valledoria, proprio alla foce del fiume, si buca, vede la calda, quindi la calda vende ogni loro. Amministrazioni efficienti, amministrazioni che hanno un futuro, che
figlioli un po' dananzi, hanno dovere, e hanno tuttora il dovere, non dà questa autonomia, perché si vede un piano di fabbricazione di Santa Maria, che a me l'area che passa da Camposanto fino a Rea Casteldura sulla parte destra, ad esempio lei ha indicato come area termale. A un certo punto, approvato il piano, si deve stabilire un contrasto e un contatto con la regione per stabilire in quest'area denominata termale, un di lei calda sagata in Dugnalò, buchendi, perforende, eccetera. E Santa Maria, a giudizio mio, poteva intravedere la cosa proprio di diventare un comune termale, la possibilità di creare 4 o 5 alberghetti da 8 o 10 posti, che in sostanza, come i riferimenti che conosciamo in altre regioni, sono questi che trasformano l'economia di un paese. Perché se noi abbiamo 5 alberghetti, 50 posti letto, gestiti in forma familiare, con 8-10 posti letto, vivi e sono tranquilli. Invece un grande albergo, lo stesso discorso va di Casteldura. Per fortuna le ultime notizie dicono che sarà dato in concessione a un complesso, pare che già le basi a Oristano, e venne fatta una forma di centro riabilitativo. Quindi l'Utermare diventa un di cui molto minimo, e tutto l'altro appartiene a questo centro riabilitativo che in sostanza, sempre da un punto di vista mio, è positivo, perché il termalismo sfrazionato mi di cose che abbiamo, perché il termalismo era inefficiente in questi anni che vi dico, intorno agli anni 50, il termalismo ha avuto forse lugumere, sempre per lo spreco e lo sperpero nazionale, che hanno in sostanza dipendenti di Enel, dipendenti di vari enti, oltre ai veri, avere questa possibilità di ponirsi in malattia per fare termalismo, e quindi essendo gratis si vazia, hai bisogno e non hai bisogno. Quindi abbiamo conosciuto una cifra di malati e non malati che facevano termalismo, e questo dà la possibilità a Casteldori, dà la possibilità a Benetutti, ad Ardere, eccetera. Oggi invece che il termalismo la fa solo per le necessità, il riflesso è diminuito, oggi è quasi scomparso. Quindi ben venga questo centro di riabilitazione, perché prende riferimento a altre strutture che io ho avuto il piacere di conoscere, perché io sono girente, per un mestiere che sono agente di commercio, io sono stato ad Abano Terme. Abano Terme, in un mese di Capodanno, lo stabilimento più importante comunale è chiuso. Lo stesso discorso vale per Merano. Merano era un grande albergo, un da zia Svernà ai tempi suoi, Andreotti. E io l'ho conosciuto ai tempi di Andreotti e l'ho conosciuto poi dopo. Attualmente è un centro di benessere, donde arrivano le vecchie signore tedesche di 60 anni, 70 anni hanno trascorrere periodi di 10-15 giorni dove si paga indubbiamente. Merano è una bellissima città. Attualmente il miglior riferimento come l'albergo vivere dei termali è diventato un centro di benessere. Quindi questa nuova iniziativa, che non zappaltene ma zappaltene, perché si affida a questo direttore che pare che sia residente a Oristano, praticizza questa attività e è una positiva. Il termalismo apparteneva a un ricordo, e poi siccome noi abbiamo pure un altro albergo in Santa Maria, un albergo che ha avuto un epilogo non felice e ha falluto, e attualmente è stato riscattato dall'amministrazione comunale con un fatto positivo. Oggi pare che l'amministrazione comunale sia spesso in contatto con la stessa struttura che qui da Casteldoria per trasformare questo albergo, un certo numero di posti letto che abbiamo in essere a Santa Maria, con la stessa funzione che in sostanza sarà a Casteldoria, centro riabilitativo. Speriamo che succeda all'estero. Quindi Santa Maria nasce con una borgata di 300 persone, poi si staccammo intorno agli anni 60 da Sete e diventammo Valle d'Oria. Come ho detto prima, Valle d'Oria, fatta da Colarruina, Santa Maria e la Ciaccia a Molizia. Poi successivamente ancora ci siamo staccati da Valle d'Oria e siamo diventati autonomi di Santa Maria e autonomi di Valle d'Oria.
Però Santa Maria negli anni passati, una frazione di 300 abitanti, ha avuto tanti vantaggi, tante iniziative primarie per questa zona. Per esempio Santa Maria, 300 abitanti, noi abbiamo l'energia elettrica, io sono orientato a Santa Maria, come ti ho già detto, il 40, 39. Santa Maria ha l'illuminazione pubblica, grazie a degli imprenditori purtroppo scomparsi, e neanche tanto riconoscenza dalla zona, che si chiamano i fratelli Stangoni, i due fratelli, Arnaldo e Alberto Mario Stangoni. Questi che hanno una grande azienda agricola in Codarruina, hanno il vantaggio da iniziative primarie, coraggiose. Per esempio, essendo titolare di un'azienda elettrica a Codarruina, Santa Maria ha avuto la luce, mentre l'ha avuta a Codarruina, in anni che non aveva magari centri importanti come Casteggio. E quindi diciamo, ha avuto privilegi che appartengono all'iniziativa privata. Santa Maria ha un altro vantaggio, sempre dovuto a fratelli Stangoni. Santa Maria ha iniziato a coltivare i carciofi in anteguerra, perché questi due fratelli hanno fatto una rete di collegamenti con il mercato all'ingrosso di Genova. Da anni questo prodotto prelibato, a questi tempi, non in cassette, lo mettevano in ceste, lo caricavano sui loro camion, perché avevano dei camion, avevano anche un'organizzazione di camion allora a rimorchio, che trasportavano migliaia di ceste, e prendevano questi carciofi, li portavano a Porto Torre, imbarcati con le motonavi per Genova, Porto Torre e il nostro prodotto, ma anche se dopo 3 giorni veniva venduto nei mercati, soprattutto a quei tempi di Genova, che era importante. E quindi questa iniziativa della coltivazione dei carciofi, carciofi si coltivano in Vignadovo, il Campidano a numero ci ha superato, a qualità no, a nomea no, perché se andiamo al mercato di Milano, che ha preso il sopravvento su Genova, lo spinoso della bassa valle del Covino è sempre preferito. Ed è preferito per questa storia, una storia lunga che ci appartiene, che appartiene a questi direttori. Sempre questi fratelli Stangoni, per tornare in merito alla memoria, all'iniziativa, che la gente non l'ha mai riconosciuto, accanto merita, sono stati i protagonisti della creazione della fabbrica di pelati di concentrato. Quando un pelato in Sardegna non lo conosce nessuno, ad operare 50 grammi di bagna, chiamiamo bagna, e se dai le volte di 5 kg, lo prendi lo peso e si india la bagna. Quindi lì pelati è stata una novità arrivata anche anni, grazie a questi passoni. Il prodotto che producevano era un prodotto che era paragonato a Cirio in termini di qualità. Io mi mente ero stedito quando hanno inaugurato la fabbrica, questi che sono convinto di minnanni di Maria Stangoni. E quando hanno inaugurato la fabbrica, che si tempi era Presidente della Repubblica Antonio Segni, mi stedizia e manda questa inaugurazione, ma la Sardegna era un avvenimento, l'unica fabbrica, la casa era da poi, tutti i cazzo poi, ma creare a questi tempi senza contributi, perché la regione non dà contributi come adesso, non c'erano incentivazioni a iniziative, quindi questa era un'iniziativa a titolo personale, di persone benestanti a questi tempi, e che creare la distribuzione dell'energia elettrica, creata da IDE, fatta da IDE con capitali suoi. Questa costruzione della fabbrica della conserva a questi tempi, una cosa grandiosa per questi tempi, in un mercato che non conosceva il prodotto. Tant'è vero, le difficoltà e la chiusura è dovuta al fatto che un mercato non assorbia questo prodotto di buona qualità. Il merito di questa azienda di autotrasporti è l'iniziativa di aver inventato una cultura quale i carciofi, che tuttora è primaria. Vi dico che il prodotto tuttora principale nell'economia di Santa Maria è la produzione del carciofo. Poi negligenze di insegnamento, negligenze di pensare, non hanno consentito di fare più produzione come si poteva fare. Però il carciofo è rimasto sempre un prodotto prioritario, con l'aggiunta che essendo il primo nato in Sardegna, è il primo che ha creato un mercato del carciofo spinoso a Genova, Milano, eccetera, è considerato un prodotto dopo, perché nei mercati nazionali si vende pure il prodotto che viene dalla Puglia, il non spinoso, qualitativamente inferiori.
E noi abbiamo questo privilegio di creare in questa bassa valle, questa produzione prestigiosa, chiamiamola pure. E questi fratelli stanno sempre, una grossa azienda, latte caseario, i primi caseifici che producevano e trasformavano prodotto era sempre in questa azienda, dovuta a queste persone. E in questa fase è nata volutamente la crescita di Santa Maria. A Santa Maria c'è stato poi un altro imprenditore morto, che ci ha dato il primo distributore di benzina che stiamo vedendo negli anni 56. Questo era nato, prima io una concessione per carburante agricolo. Siccome consumava tanto carburante agricolo, era entrata nelle simpatie dei distributori di Sassari, di cose. E le hanno suggerito, non lo fai. Ha fatto la domanda, è stata incoraggiata, mio fratello a questi tempi era funzione di sindaco, mi ricordo perché noi nei rapporti, di fronte a un vantaggio di una popolazione non vi sono problemi, tant'è vero che ha subito incentivato, così, incoraggiato questa iniziativa e in Consiglio Comunale a Sede era stato pure uno scontro, perché Sede si è sentito offeso. Voi siete 300 persone e volete un distributore, noi siamo un paese capoluogo e non abbiamo nulla. Ma questo distributore nato a Santa Maria era il primo venendo da Sassari, perché Sorso non era distributore, Senner non era distributore, Castello Salvo non era distributore. Santa Maria ha avuto il primo distributore dopo Sassari in chissà anni, nel 56. Questo imprenditore poi non solo ha fatto a Santa Maria, ma successivamente ne ha fatto uno a Valledoria, poi ne ha fatto uno a Lobagno, che tuttora esiste, questo distributore che va a Lobagno, il primo distributore Agip, lei ha fatto questo cosinese, uno distributore che va a Vignola, lei ha fatto questo cosinese. Sono ricordi bellissimi e mi fa piacere ricordarli, queste persone di Santa Maria che hanno avuto belle iniziative. E noi poi niente, Santa Maria è cresciuta, oggi abbiamo 1500 abitanti, prospettivi sulla carta, ma gli dico sempre, si dovreste aprire Casteldoria, aveva già un piano di fabbricazione, sono già stati costruiti 150 alloggi, sono delle villette che un gruppo lombardo ha fatto e si decollano questi 150 villette, si vengono venduti e arrivano dimmo 3 persone per locazione, subito abbiamo attaccato 250 persone. Santa Maria, con un po' di ottimismo, e guardando avanti sempre con ottimismo, può diventare, può raddoppiare, non in tempi come è impiegato nel passato, da 300 a 1500 mi sono voluti 70 anni, ma in tempi brevi, in un biennio, in un triennio, si può portare Santa Maria da 1500 a 3.000 abitanti. È un paese che vive l'agricoltura, come ho detto, la risorsa principale è l'agricoltura, un po' di pastorizia c'è ancora a Santa Maria. Economicamente non è molto forte. A fai da vedere me, quindi sono arrivato a Santa Maria nel 40 e sono cresciuto in un negozio familiare con 3 fratelli, poi nel 64 è capitata un'opportunità, è venuta una persona che si serviva in negozio e ha detto siete 3 fratelli, siete un po' troppo per questo paese, per questo negozio. Se uno di voi vuole tentare questa novità, un corso a Milano. E in sostanza l'ha preso poi senza volerlo, ha preso i riferimenti miei. Io torno a casa e mi dice mio fratello, guarda che questa persona si aveva questo capriccio di partecipare a un corso. Mi sono figliato intorno, perché il negozio vi sta più di tutti io. E ho partecipato a questo corso, un corso pagato, ma un corso impegnativo, una multinazionale che fino a questo corso era a Vendi ha assunto solo laureati, io con la quinta elementare. Faria un'avventura a breve termine. Ho già avuto coraggio, ho partecipato, mi sono reso subito utile in questo corso, un corso di 15 giorni, alloggiare in una terza categoria a Milano, Hotel Cerro, e partecipavo ogni mattina molto metodicamente a questo corso. E la notte, invece di dormire, come il liceo era mi portato a questo tempo a fare, io mi studiavo tutti i numeri che mi davano, tutti i documenti, e sono arrivato all'Epiro. Arriviamo all'esame, nel momento che era
signore altoatesino, il signor Colombo, e ha detto, effettivamente di questa motoristica nostra ne hai fatto poco. E ho detto sì, è vero, ho detto, perché addirittura non ho anche utilizzato la carta carbone, perché non so pratico, però a memoria so tutto e so come si svolge. Se voi mi date fiducia, io quanti modi fa? 20 modi la sera, io 20 modi vi garantisco che vi ricompleto sempre. E chi è nata sorpresa hanno assunto a me. Hanno assunto su 41 3 e io ho già appartenuto a uno di questi 3 e qui mi imbarcano in Sardegna. Vengo in Sardegna e in sostanza le zone di lavoro sono suddivisi a questi tempi perché c'era una certa capillarità. E invece di una zona erano 11 venditori, quindi in sostanza ho già cattato 11 colleghi. Il primo mese ho trascorso chiamato volante e andassi sempre in zona di questi colleghi che mi dicevano questa guida lavora in questa zona, visitiamo questi clienti, eccetera. A questi tempi domandano di 15 clienti e 6-7 ordini. Io andassi ai paesi, visitare i clienti di riferimento e poi invece di visitarne 15 visite inter, mandare lo massimo delle ordini previste, quindi 15 visite e 15 ordini. Tant'è che passato il periodo mi hanno subito assunto, passato i 3 mesi mi hanno riconfermato e lo van mio è durato 16 anni circa. Fatto storico, sempre tornando indietro, ho fatto la cultura, non avendo il titolo di studio, a sorpresa mi è arrivata la proposta di andare a fare un capoaria in Calabria. E nel frattempo era sposata, era due figli, ma ha fatto una riflessione e ha detto no, grazie. E mi diceva, come mai? La prima volta che succede nella storia che una persona proposta da una multinazionale come siamo noi rinuncia a un miglioramento. E ha detto, mi rendo conto di questo, però niente. In Calabria non mi sposto perché nel frattempo era a casa mia, andare in Calabria a pagare 50.000 franchi a questi tempi, quindi mi dà 50.000 franchi di miglioramento. Però le 2.000 non era sufficiente a pagare un affitto a Reggio Calabria. E la casa mia non ha resta prodotto manco la metà di non si aspetta. Quindi riflessioni familiari non vendiamo. E sono lavorato in azienda ancora un paio di anni. Poi un po' anche mi chiedono merito con lungimiranza, a danza, ho detto, ma così fendo a stipendio, aiuto i fidoli, i sistemi erano necessari di studiare. Fino a sto stipendio decoroso a titolo di informazione, il primo stipendio nel 1964, 202.000 euro. 200 uno stipendio di un insegnante che era avventuato perché per le 17 mensilità era importante. Anzi era eventuale in banca, impiegato in banca, più di 17 mensilità, ma lo stipendio mio di 202.000 euro era 4 volte tanto lo stipendio per l'insegnante e per è la macchina dell'azienda, quindi è stata una bella esperienza che è durata 16 anni. Accanto a questa proposta, invece di andare a fare un capoaria a Reggio Calabria, mi sono dimesso. Ho preso uno scifo che diceva che si tempi l'azienda per liberarsi delle persone a peso morto e me l'ha detto, mi dite che si chiama, ma noi non abbiamo fatto le ragazze di voi che non produce, tu produci bene. Comunque, siccome era considerato, mi ha detto, no, accettiamo. Aspettate 3 mesi che mi lanciamo un prodotto, tu quando lanciamo il prodotto sei capace, hai sempre fatto coperture al 100%, quindi dazzi 3 mesi ancora, stai ancora 3 mesi con noi e poi hai aspettato altri 3 mesi, nel frattempo hai già maturato i diritti alla pensione minima, in caso di, hai già maturato la pensione, ai 60 anni già avrai la pensione. E niente, quindi nell'80 ho già alzato quest'anno levere, sono andato a Sassari, mi sono iscritto alla Camera di Commercio come autonomo, quindi agente di commercio, il duplice ruolo. Aveva che sono pensionato, io ho una pensione composta da metà da dipendente, da metà da autonomo. E niente, nell'80 ho iniziato a lavorare, sono tuttora lavorando, ho creato aziende di primo piano, e tuttora, perché sono un conservatore, tuttora conservo. A titolo informativo, ho l'azienda Azzurri che produce skipper, è una delle prime 2 aziende con Sant'Adi che sono aziende di prodotto.
ha già preso e lanciato in Sardegna il vino Tavernello, solo lui scende in Italia, è il vino da tavola più bevuto in Europa. E ancora, pensate di diluire un bricco in Sardegna, era fantascienza. Io ho creduto e tuttora rappresento questa azienda. Questa azienda nel frattempo ha creato, per esempio, la vendita di vini infusti. Io sono la prima gente che vende vino infusti da 20 litri e da 30 litri a carattere nazionale. Quando ho avuto il primo cliente in Sosso, vendi un vino non saldo in Sosso, infusti, faria fantascienza. Invece, se ha giunto un Sosso lo posso indogare uno. E oggi c'era una certa concorrenza, c'erano altre 2 aziende concorrenti che vendevano il vino a posti fuori gioco. E oggi lui non fusti, lo vendevo in Sardegna quasi in esclusiva, cioè non in Sardegna, nelle province di competenza che sono la Vecchia Nuoro e Sassari, con dei numeri che spaventano, con una clientela e soprattutto venditori, solo clienti miei. Sono questi concessionari di bibite che hanno il vantaggio di servire villaggi turistici a Bodone, a Siniscola, a Orosei, che in sostanza che gestisce questi villaggi vuole un prodotto economico, un prodotto accettabile, buono, bevibile, gradazione 10 gradi e mezza, è un consumo, in sostanza, prezzo tutto compreso, comprende anche i vini, e loro cercano, cercano che questo prodotto costi più poco. E avendo questo prodotto, noi abbiamo di sottotipi di vini, compresi di DOC, però l'Uganda meda in questi luoghi è il prodotto economico. Man mano che travagliaggio ho eliminato la concorrenza e oggi non solo ero più venduto in Sardegna, ma questo privilegio di vendere tanti gusti di vino mi consente di essere il primo venditore in Italia di questo genere, vino infusti da 20 e da 30 litri, con l'impianto. E niente, quindi la vita continua, ho deciso di mollare a dicembre, solo che è nato subito qualche inghippo, perché io pensavo che tutto facile. In sostanza per le fatti miei me ne sono occupato e non sono disposto a regalare nulla a nessuno. Quindi qualche azienda che ha preso conto di quello che ho fatto, del comportamento, per esempio la Zue che compra, invece di comprare a dicembre, compra a novembre, perché mi ha dato uno scivolo di buona uscita che mi ha consentito di la zona è vostra, prendetevi la pure da là, e mi sono dopo prendere per portare lui che viene poi di me alle clienti che ha maturato. Un'altra azienda ha fatto la stessa cosa e invece qualc'altra che sta a Duino, per esempio, ha detto ma come ti puoi mandare a te quando tu sei dimissionario? Ma non vi aspettate di dimissione, io non vi do dimissione. Se raggiungiamo un accordo, sono perfettamente, vi lascio la zona libera, vi suggerisco che può essere eventualmente un collega che mi sostituisce, disposto anche a accompagnarlo, ma non disposto a regalarvi 600.000 euro di fatturato senza darmi nulla, no? È troppo comodo. Io sto per lo posto, e cosa fai? Non vanno a lavorare, questi sono fatti miei. Se invece di mandare 23, 12 ne già manda uno, e poi a un certo punto avete a fare un esame di coscienza e sarete io. Quindi in sostanza a dicembre, oppure febbraio o marzo del prossimo anno, questo lungo percorso che ho fatto e la vita mia si chiude.